Istantanee di un Veneto inedito ma purtroppo ancora attuale, fotografie di città vuote o in procinto di esserlo, la desolazione ma anche la bellezza. È un viaggio attraverso i 7 capoluoghi di provincia del Veneto alle prese con il lockdown della scorsa primavera, quello del fotografo Massimo Saretta. Veneto 2020, il nome della mostra allestita nella sala Foffano del Museo Santa Caterina, presentata proprio nei minuti in cui il Veneto è tornato ufficialmente arancione e richiude i musei, l'ennesimo paradosso di un racconto drammaticamente in divenire. Sono immagini che fanno riflettere su questo periodo, ma che enfatizzano in maniera straordinaria la bellezza dei nostri capoluoghi e ovviamente anche di Treviso. Immagini emozionanti perché, come ricordo sempre, non basta avere una macchina fotografica per essere fotografi e voi vedrete delle immagini che hanno richiesto magari anche una settimana di appostamento. Treviso è stata scelta come prima tappa della mostra che nei prossimi mesi approderà in tutte le altre città del Veneto protagoniste. Inevitabile che le emozioni del primo lockdown si alternino con i pensieri di oggi. Girare in queste città fantasma ho provato senz'altro la sensazione dolorosa e forte del silenzio nel vuoto, che fra l'altro è il sottotitolo anche della mostra. Il vuoto, insomma, come fil rouge da Piazza San Marco alle scale di Lambioia a Belluno. Anche l'Arena di Verona, deserta completamente, vuota completamente dai turisti, anche quella lì è stata una cosa molto forte.